La Cooperativa Pescatori di Pila è stata costituita il 19 settembre del 1947 da 8 pescatori residenti in Pila. Nei primi anni la pesca si svolgeva essenzialmente con barche di piccole dimensioni e quindi il prodotto ittico era in prevalenza di acqua dolce proveniente dal fiume Po e dalle lagune limitrofe: storioni, anguille, sogliole, passere, cefali. La vendita era effettuata in un cassonetto di canna. Per la piccola frazione del comune di Portotolle, la cooperativa ha rappresentato e rappresenta tuttora la guida economica, avendo tra i soci la maggior parte degli abitanti. È dotata di un consiglio di amministrazione formato da 7 consiglieri, tra i quali viene nominato il presidente ed il vice, regolarmente eletti ogni 3 anni dai soci, da un collegio sindacale formato da un presidente e 2 sindaci esterni alla cooperativa, regolarmente iscritti all'albo dei dottori commercialisti. La Cooperativa Pescatori di Pila è stata regolarmente riconosciuta OP, cioè Organizzazione di Produttori, tramite decreto ministeriale del 10 marzo 2005 per le specie ittiche alici e cannocchie. È stata una delle prime cooperative del settore pesca ad ottenere dal 25 luglio 2002 la certificazione ISO 9001 per la commercializzazione all'ingrosso di prodotti ittico fresco. Attualmente la Cooperativa Pescatori di Pila OPSC è costituita da 311 soci che esercitano tutti i tipi di pesca, dalla raccolta delle vongole alla pesca in laguna e di fiume, dalla pesca in mare a strascico e con reti volanti dai pescherecci o con nasse e reti da posta da imbarcazioni adibite alla piccola pesca. L'attuale mercato ittico, costruito nelle immediate vicinanze del porto, viene inaugurato nel 1995. Dispone di una superficie di circa 5.548 metri quadrati, 670 dei quali coperti da un ampio padiglione adibito a sala d'asta con all'interno 5 celle frigorifere per la produzione e conservazione dei sacchi di ghiaccio, una cella frigorifera per il deposito del pesce. All'esterno sono presenti 2 grandi piazzali scoperti dove possono parcheggiare i clienti e i fornitori del mercato ed una palazzina a 2 piani che ospita al primo piano gli uffici della cooperativa e il bar ristoro. Al secondo piano la sala riunioni e sulla sommità è presente una caratteristica torretta panoramica da dove è possibile ammirare il porto peschereccio, la laguna del Barbamarco, le valli da pesca ed il faro di Pila. Nella sala d'asta è posizionata una tribuna per i compratori con 32 posti numerati. Il prezzo di partenza dell'asta viene definito dall'astatore e visualizzato su un display elettronico che riporta anche i quantitativi ed il numero di postazioni attribuito all'acquirente che per primo si prenota premendo un pulsante. La Cooperativa Pescatori di Pila detiene dal 2001, in concessione della Regione del Veneto, Ufficio Genio Civile, l'autorizzazione per l'attività di miticoltura e, grazie a questo, sono stati realizzati in mare aperto dei vivai per l'allevamento di cozze. Per il 2007 il quantitativo di cozze commercializzato dal mercato ittico di Pila è stato di quintali 11.130. La quantità di prodotti ittici per il 2007 è stato di quintali 72.200, così suddiviso: quintali 55.000 di pesce azzurro, quintali 1.500 di cannocchie, quintali 4.800 tra altro pesce di mare e di acqua dolce,
e quintali 12.300 di molluschi. La particolare posizione geografica del mercato, posto nelle immediate vicinanze del mare, delle lagune e delle valli da pesca, permette un rapido apporto al mercato di una vasta gamma di prodotti ittici freschi, permettendo così ai ristoratori, ai dettaglianti, ai grossisti ed alla grande distribuzione un ottimale e puntuale approvvigionamento. Nel mercato ittico si effettua un'unica tornata di vendita giornaliera, con inizio alle ore 15:45 e termine intorno alle ore 17:30. L'efficiente sistema amministrativo permette al cliente di avere immediatamente tutta la documentazione necessaria per il trasporto del prodotto acquistato. A Belluno, il 14 novembre 2008, l'Istituto dall'Union Camere del Veneto e dal Centro Estero delle Camere di Commercio regionali assegna il premio Marco Polo, quest'anno la sua 20ª edizione, alla cooperativa Pescatori di Pila. Un traguardo importante, ma ancor più importante è il significato di questo riconoscimento, che va a premiare annualmente 14 imprese venete, 2 per provincia, particolarmente distintesi nello sviluppo dell'interscambio della nostra regione. Questo premio, afferma per l'occasione il presidente della Camera di Commercio Loredano Zampini, costituisce il meritato riconoscimento per l'attività svolta dalla cooperativa Pescatori di Pila. Il premio vuole rendere onore a quelle imprese che, col loro impegno quotidiano, hanno contribuito a rendere l'export veneto il fulcro dell'economia regionale.